Pronti? 1, 2, 3. Questa volta segnale valido con la velocità di Bellum Debuti che rientra a Numero 1, Bambit of West, Coffee Mail, mentre squalificato. squalificato Bambit of West. Sbaglia anche il numero 2, Numero 2, Atlantic Pan, e sbaglia anche squalificato. Coffee Mail, e così in seconda posizione c'è Ubiboco SM. Ubiboco SM direttamente in schiena ora Bellum Debuti dopo 300 metri di gara, mentre al largo c'è la progressione del numero 10 T42 Font. T42 Font in progressione si trascina già Aligero dei Rum, che è partito benissimo dal secondo nastro. Intanto i primi 600 in 46,9 con Bellum Debuti in vantaggio su Ubiboco SM. T42 Font che si è parcheggiato all'esterno offrendo la numero scia ad 5, Aligero dei Vassallo, Rum. squalificato. Intanto il mezzo miglio iniziale in 1, 2 e 6 con sempre leader Bellum Debuti. Seconda posizione per Ubiboco SM, al largo è sempre T42 Font con in schiena Aligero dei Rum, poi anche Camelot R per corsie esterne, indietro Zilla Font. Intanto il chilometro iniziale in 1,19 da parte del battistrada. Ora lo scatto in terza ruota da parte di Aligero dei Rum, che viene via deciso quando manca un giro alla conclusione ed è seguito nell'azione da Camelot R. Battistrada che deve a questo punto cambiare marcia. Aligero dei Rum avvicina il battistrada. In seconda posizione si mantiene Ubiboco SM, mentre più indietro c'è Camelot R, 600 alla conclusione, ora poco meno, con Aligero dei Rum che va deciso all'attacco di Bellum Debuti. I duelli prese quando mancano 450 alla conclusione. Superato il paletto dei 400 finali con Aligero che insiste nella sua offensiva, Ubiboco che serra sotto, poi c'è anche Astecca Dimar che cerca di entrare all'interno. Completamento della curva conclusiva, ingresso in dirittura d'arrivo, Bellum Debuti si ripresenta in vantaggio, Ubiboco in scia, all'esterno ancora Aligero dei Rum, finale con Bellum Debuti che si difende, si distacca Bellum Debuti per vincere, mentre il secondo posto è all'interno probabilmente per il numero 8 Ubiboco SM e il terzo per Aligero dei Rum, ma ci sarà probabilmente foto per il secondo e il terzo posto. Andiamo a vedere per il quarto, la vittoria intanto per Bellum Debuti, Giuseppe Ferrante per conto di Diego Dall'Oglio e del signor Salvatore Guida, che vincono da protagonisti in percorso di testa. Il secondo posto per il numero 8 Ubiboco SM, al terzo è il numero 14 Aligero dei Rum, poi dovrebbero essere a contatto il numero 13 di Camelot R e il numero 12 di Vaomar, se non andiamo errati. Andiamo a rivedere nuovamente l'arrivo con Bellum Debuti che vince la corsa Tris Quarté e Quinté. Secondo posto per il numero 8 Ubiboco SM, al terzo il numero 14 di Aligero dei Rum, poi dovrebbero essere Camelot R e Vaomar a chiudere il quarté e il quinté. Aspettiamo naturalmente l'ordine d'arrivo ufficiale. Il successo per Bellum Debuti, Giuseppe Ferrante, Diego Dall'Oglio, Salvatore Guida.